Bene, siamo con Luca Chiarello e mister, intanto ciao Luca, ben trovato. Io cosa posso dire? Posso dirti che la mia squadra il primo tempo ha creato molte occasioni, non siamo riusciti a concretizzare. Se avessimo fatto 3 o 4 gol in più, forse la partita sarebbe stata diversa. E il problema è che non ci siamo riusciti, loro sono andati in vantaggio, la testa è calata perché in questo momento il problema è che quando andiamo in svantaggio la testa cala. E siamo stati bravi a rimetterla in pari e poi abbiamo trovato il gol della vittoria. Cosa posso dire? L'importante per noi questa sera erano i 3 punti, li abbiamo fatti in modo che lunedì si ricominci a lavorare più tranquilli e comunque io sono fiducioso. Grazie, hai perfettamente analizzato quella che è stato l'andamento della partita, una curva che vi ha comunque, a prescindere, sempre sostenuti e alla fine, come dicevamo, 3 punti devono essere 3 punti, sono stati, bisogna continuare a lavorare, a noi non rimane che augurarti buon lavoro con questo Valdagno e va bene così Luca. Ma la curva del Valdagno non la si conosce adesso, si sa che è sempre il sesto uomo, però io posso dire che bisogna lavorare perché noi abbiamo creato ma non riusciamo a concretizzare, dobbiamo lavorare lì perché nel momento che cominciamo a buttare dentro qualche pallina in più sicuramente le cose andranno meglio. Molto bene, grazie mister.